da questa favola antica vorremmo invece passare a una favola moderna, a una favola elettronica. Signore e signori, con grande piacere vi presentiamo Marcelo! Conosceranno già la figura di questo personaggio, ma io devo in qualche modo... No, che brutta figura. Ecco, eccomi qua. Marcelo, noi dovremmo cominciare a raccontare di te come DJ, ma non sarebbe abbastanza. Dovremmo raccontare di te come discografico, perché c'hai anche un'etichetta discografica che si chiama Nasty Records, ma non è sufficiente, perché poi la tua etichetta è anche una sala prove. E anche praticamente una sala giochi, ma noi vorremmo partire dall'ultima, diciamo, delle tue imprese che hai appena compiuto, cioè questo festival di musica elettronica che si è concluso meno di 12 ore fa. Si può vedere dalla pagina. Si è concluso a mezzogiorno praticamente. Togli il cappello! Qua sotto al Dottor Sax. Allora, come ti è venuta questa malsana idea di fare un festival al Dottor Sax? Perché volevo perché fondamentalmente, intanto ciao a tutti, volevo fare solitamente incendiati, quindi sono terribilmente timido, scusate. Beh, innanzitutto mi è venuto in mente di fare questo piccolo festival perché insieme al mio socio abbiamo creato un networking club intorno all'Europa e abbiamo cercato di riunirli tutti nella stessa notte qua a Torino al Dottor Sax, quindi volevamo fare una cosa tra virgolette per pochi, perché pensavamo di fare una festa per 300-400 persone, invece ne sono arrivate il doppio perché i giornali ci hanno dato, sì, grazie a Dio ci hanno dato una buona rilevanza, è stato bello, qualcuno è morto dentro il club perché insomma 12 ore, però è stata una bella festa. Senti, e poi io vedo spesso, ma penso anche molti di voi, sfrecciare praticamente un furgoncino Nasty Bear della Opel. l'altro giorno mi hai chiuso il parcheggio. Avete chiuso il parcheggio? L'ha chiuso lui il parcheggio. So, c'è un furgone scritto Nasty Records, che è un furgone che si vede ovunque praticamente. Come pubblicitario direi che è stato azzeccato in pieno, quindi. Ma in un periodo in cui non si vedono più dischi, in cui non si fanno più, come ti è venuto in mente di aprire sia un'etichetta discografica sia anche proprio una sala prova, un service? Perché fondamentalmente ci chiedevano sempre dove vado a registrare, dove vado a provare, dove ho finito quello, e io mi sono giocato a detto perché no? Ma andate a passare. Nasty, siamo buttati in questa cosa, per adesso sta girando, devo dire, quindi diciamo buono. devo dire anche grazie al fatto di essere già comunque nel mondo della notte aiuta, perché come contatti partiamo avvantaggiati, però certo, ti conoscete direttamente, diciamo, i vostri clienti. Senti, guardando avanti, nel prossimo futuro che cosa dobbiamo aspettarci da te? Più un DJ, più un discografico? beh, un nuovo progetto indie rock elettronico che sarà formato da me, Victor, Nino di Mambassa, che è un batterista che sarà ancora da definire e sarà una nuova cosa, qualcuno che ha sentito qualcosina così. Ecco, ma lì sarai in veste di che cosa? Di cantante? Cantante, sì. Grande. Speravamo stasera di sentirti cantare qualcosa, se no può stare. Si sta pensando, però, senti che ti sta pensando. Si racconta anche di una jam session che avete fatto tu e Santa Barbara, no? Si racconta. Si racconta, cioè me l'ha raccontato loro. Le leggende narrano che quel giorno. Quindi ti riproporrai adesso anche come cantante. Tu e Victor, cosa fai? Una roba tipo la parte più melodica mia e la parte più ritmata sarà fatta da Victor. Comunque sarà un legame molto contaminato. Diciamo, quando è che dobbiamo aspettare il vostro lancio? Questa primavera? Secondo me, per adesso abbiamo 3 o 4 pezzi che sono in fase embrionale, quindi c'è ancora parecchio lavoro. Senti, per non perderti di vista, comunque uno dove deve andare? Su internet, da qualche parte, cosa dobbiamo Facciamo MySpace, che è MySpace / Marcelo Tag, quindi intanto a giorno, non sono proprio un fissato, quindi sono magari cose di 3 anni fa. E ci sono anche le foto dei tuoi viaggi?
No, grazie a Dio no. Grazie a Dio non ci sono. Non c'è da nessuna parte. Perché è anche un esploratore comunque. Vabbè, non ci sono cose di viaggi, però sono tutti diciamo i tuoi contatti, quello che sei convinto. Andate in giro, adesso partiremo con un piccolo tour. Siamo andati a Barcellona mercoledì a suonare, in base a questa data siamo usciti altre date abbastanza carine in giro per la Spagna, in Germania, quindi qualcosa si muove. Noi non possiamo chiaramente che farti in bocca al lupo, faremo il tifo per te. Grazie Marcello per esserci venuto a trovare. Marcello!